Dopo poco più di un mese si è arrivati all'epilogo delle indagini dei carabinieri di Montebelluna relative all'incendio che la notte del 30 gennaio aveva distrutto una sartoria di proprietà di un cittadino cinese. I vigili del fuoco e i militari dell'Arma avevano sin da subito accertato l'origine dolosa del rogo, vista la velocità di propagazione delle fiamme, rilevando inoltre diversi punti di innesco. Nelle ultime ore i carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Treviso, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. A carico di un cittadino cinese di Montebelluna, sul quale siamo riusciti ad avere gravi indizi di colpevolezza per quanto riguarda questo incendio di questa sartoria che ha distrutto completamente questa sartoria in centro a Montebelluna, incendio anche di una certa pericolosità perché ha portato all'evacuazione di tutta la palazzina. L'incendio aveva rischiato di provocare una strage, per questo era stato necessario evacuare le 10 famiglie che vivevano nella palazzina. Alla presenza di una caldaia attigua all'esercizio commerciale e anche delle tubazioni del gas che insistevano su tutto il resto degli appartamenti. Dalle indagini è emerso come i rapporti tra l'indagato, in passato titolare della stessa sartoria, e gli attuali proprietari fossero tesi. Questo soggetto aveva ceduto ad un connazionale l'attività e essendo comunque un'attività che andava avanti anche molto bene, ha cercato nell'ultimo periodo di rientrarne in possesso. Al diniego più volte è stata negata questa possibilità da parte dall'attuale titolare e ne è poi scaturito questo. Nei giorni successivi all'incendio erano poi arrivate anche le minacce. Al fine di sviare o comunque di cercare di distogliere l'attenzione su se stesso, appunto ha minacciato la parte lesa, quindi in questo caso la moglie dell'attuale titolare, con minacce anche abbastanza pesanti, minacce di morte. Fondamentali sono state le immagini del sistema di videosorveglianza che hanno permesso ai militari di raccogliere gravi indizi nei confronti dell'indagato che ora si trova nel carcere di Santa Bona a disposizione dell'autorità giudiziaria.